Da oggi, sabato 4 luglio, sarà consentito viaggiare sui mezzi di trasporto pubblici e privati in Sicilia, compresi ovviamente quelli marittimi, con l'obbligo di indossare la mascherina. Si ritorna al passato, per cui non ci sarà più un distanziamento su pullman, treni, scafi, taxi, traghetti e tram. Questo provvedimento riguarderà solamente la regione Sicilia, grazie all'ordinanza dell'assessore siciliano alle infrastrutture e ai trasporti Marco Falcone, il quale ha raccolto il grido d'aiuto dei sindaci impegnati nella difficile ripartenza di una stagione turistica penalizzata dall'emergenza Covid-19. Adesso sarà consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere e anche in piedi, per i quali il mezzo è omologato nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione di Covid-19. La novità riguarderà gli scafi e navi diretti o provenienti da isole e arcipelaghi dalla Sicilia, una misura che percepisce le legittime aspettative di operatori turistici, albergatori ed esercenti. La Sicilia è la quarta regione ad assumere questa scelta dopo quelle che si sono adottate in Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna. Ciò consentirà il riempimento al 100% dei posti e della capienza prevista, in deroga al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Inoltre gli spostamenti infra e interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l'obbligo della mascherina in osservanza delle misure di contenimento del contagio. Tale misure, viene spiegato, si applicano pure al trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, automobilistico ed extraurbano, non di linea e ai servizi autorizzati come taxi, noleggio con o senza conducente e autobus turistici. Attenzione però perché l'ordinanza in via sperimentale sarà valida solo fino al 14 luglio. Solo dopo questo breve periodo si farà un bilancio della situazione e si adotteranno ulteriori provvedimenti.